Era la 24esima settimana di gravidanza, la donna morta all'Annunziata di Cosenza. I familiari hanno presentato denuncia, sequestrata la salma in attesa dell'autopsia. Le proposte della società civile per riformare la sanità calabrese, Don Giacomo Panizza, serve una copartecipazione. Sileri, lo Stato c'è. Coltivazioni devastate dai cinghiali, ingenti danni, gli agricoltori chiedono interventi immediati. Sono 75 in Calabria i comuni che saranno chiamati al voto nella tornata amministrativa del 20 e 21 settembre, 6 centri con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, tra questi anche Crotone e Reggio Calabria. Bentrovati, nuova edizione del nostro TG. Apriamo con questa notizia che arriva dall'Annunziata di Cosenza, dove una donna al 6° mese di gravidanza è morta nella tarda serata di ieri. I familiari hanno presentato denunce, è stata aperta una inchiesta, la salma è stata sequestrata in attesa dell'autopsia che dovrà chiarire le cause della morte. Una donna di 34 anni, incinta, è morta nell'ospedale di Cosenza, dove era ricoverata da qualche giorno nel reparto di ginecologia. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri. La donna, originaria di Longobardi, nel Cosentino, che era al 6° mese di gravidanza, era arrivata una prima volta in ospedale la scorsa settimana. Si era presentata al pronto soccorso lamentando alcuni dolori addominali, vomito e dissenteria. Dopo le visite di routine era stata dimessa. Neanche il tracciato effettuato in quell'occasione avrebbe evidenziato anomalie nel battito cardiaco del piccolo che portava in grembo. Ma la donna continuava ad accusare dei dolori, per cui insieme al marito quarantenne è tornata all'ospedale dell'Annunziata mercoledì scorso. Questa volta è stata ricoverata e il suo quadro clinico si sarebbe subito complicato fino ad arrivare alla morte improvvisa. Il marito ha presentato una denuncia alla polizia e la procura di Cosenza ha aperto un'inchiesta, disponendo anche il sequestro della cartella medica e della salma in attesa dell'autopsia. Proseguiamo con la sanità. Ieri vi abbiamo parlato nel corso delle edizioni del nostro giornale dell'incontro che si è svolto alla Mezzia Terme con il vice ministro Sileri, il quale ha assicurato l'impegno del governo per superare gli atavici problemi della sanità in Calabria. Sileri ha ascoltato le proposte delle associazioni che vogliono dare il loro contributo per riformare il settore. Don Giacomo Panizza, tra gli altri, ha sottolineato che serve una copartecipazione. La società civile vuole dare il suo contributo per disegnare la nuova sanità in Calabria, molti i problemi ancora irrisolti, tanti cittadini ancora costretti ai soliti viaggi della speranza. Il vice ministro Sileri nel corso dell'incontro alla Mezzia ha ribadito l'impegno del governo. La Calabria non va solamente ascoltata, bisogna essere presenti, il governo è presente, i commissari stanno lavorando bene. La nostra presenza, il fatto pure che io sia qui oggi, che non vengo a titolo personale, ma insomma rappresento il governo, significa che non solo siamo pronti ad ascoltare, ma dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare. Questi ultimi mesi hanno visto l'Italia con uno tsunami che è stato quello del Covid e quindi le cose sono cambiate, però dobbiamo far sì che questa opportunità, purtroppo abbiamo avuto 35.000 morti, ma l'opportunità che deriva dal Covid con i soldi che arriveranno dovranno essere distribuiti sul territorio e far ripartire quella sanità che negli ultimi 10 anni ha subito troppi tagli, poi c'è chi li chiama tagli, chi li chiama sottofinanziamenti. Un risultato è certo, la sanità ha ricevuto 30-35 miliardi in meno del necessario negli ultimi 10 anni. La Calabria, è stato evidenziato nel corso dell'incontro, vive da troppo tempo una situazione di stallo. Bisogna invertire la rotta, come ha sottolineato anche Don Giacomo Panizza, attraverso una copartecipazione con la società. E la Calabria, indipendentemente dal Covid, ha bisogno che la sanità venga ripresa in mano dalla vera politica calabrese. La faccenda Covid ha aumentato del dire diamoci da fare, ma diamoci da fare non con parole, ma con opere e opere proprio programmate, che non vuol dire aggiungere qualcosa da fare, ma aggiungere strategie nuove, che vuol dire che gli ospedali che abbiamo, quali teniamo e quali togliamo, l'assistenza domiciliare, come la facciamo andare avanti, è possibile che sia differente alla Mezzia, da Catanzaro, da Reggio Calabria, ecco, per unificare tutte
le iniziative sanitarie che hanno bisogno di diventare interventi per i diritti di tutti e tutte, dovunque abitino, a Reggio Calabria o sulla Aspromonte, a Catanzaro o sulla Sila, al mare o in montagna, nelle città grandi o nei paesetti piccoli. Ecco, perciò vogliamo dire è ora di darci una strategia unitaria. Le 5.000 firme sono state una forzatura per dire la popolazione sensibile vuole discutere e siamo qua. E adesso gli aggiornamenti sul coronavirus con il consueto bollettino della Regione. Cala la curva dei contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore si registrano 2 casi positivi in più. I dati contenuti nel consueto bollettino della Regione. Nel dettaglio, in Calabria ad oggi sono stati effettuati 140.372 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.379, come dicevamo 2 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 138.973. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 3 pazienti in reparto, 1 in rianimazione, 5 in isolamento domiciliare, 186 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 3 in reparto, 28 in isolamento domiciliare, 437 guariti e 34 deceduti. A Reggio Calabria 3 in reparto, 51 in isolamento domiciliare, 274 guariti e 19 deceduti. A Crotone 1 in reparto, 4 in isolamento domiciliare, 116 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 4 in isolamento domiciliare, 82 guariti e 5 deceduti. Danni ingenti provocati dai cinghiali all'agricoltura calabrese. Adesso gli agricoltori chiedono interventi immediati. Questi danni causati dai cinghiali, campi devastati e danni ingenti per gli agricoltori. Qui siamo ad Orso Marso, ma l'aumento della popolazione dei cinghiali viene segnalato in diversi centri della Calabria. Vengono spesso avvistati in gruppo, con la numerosa cucciolata al seguito, non solo tra i boschi ma anche vicino ai centri abitati, e rappresentano un rischio anche per l'incolumità delle persone. Non è raro infatti incrociarli anche sulle strade. Rispetto allo scorso anno, inoltre, i danni provocati alle produzioni e alle strutture agricole dai cinghiali sono raddoppiate. La popolazione dei cinghiali negli ultimi 3 o 4 anni è cresciuta in modo molto esponenziale. Non so ancora i danni quantificati, lo saprò quando raccoglierò l'uva rispetto a quello che è successo rispetto all'anno scorso, ma ci sono dei pezzi di vigneto che sono stati completamente distrutti. Poi, al di là, voglio dire, dell'uva, rovinano anche la pianta perché strappano gli stralci dalla pianta dell'uva. Sì, riescono a saltare, saltano anche con il recinto elettrico e quindi siamo stati costretti a recintare con la rete, a fare una recinzione abbastanza resistente. I danni sono davvero ingenti. Adesso gli agricoltori chiedono interventi immediati. Noi chiediamo che ci sia un intervento solido da parte delle autorità, in quanto chiediamo che venga aperta la caccia al cinghiale almeno dal 15 marzo al 15 di ottobre, in modo da garantire tutte le culture tipo mais, grano, biada, favino, pomodori, peperoni, qualsiasi tipo di cultura che durante l'estate comunque è soggetta al danneggiamento dei cinghiali, in quanto il cinghiale non puoi dare l'acqua perché ti va a dissadare, diciamo, ti va a scavare e quindi ti butta giù un orto, non puoi dare l'acqua perché ti distrugge un prato di erba medica e non puoi dare foraggia per gli animali. E tutto quant'altro praticamente noi poi l'uva praticamente ne raccogliamo sino al 30-40%, perché il resto lo mangia il cinghiale. Quindi chiediamo fortemente che ci sia una seduta al tavolo con i vertici diciamo, della Regione Calabria, in modo tale da poter trovare la migliore soluzione quando poi le culture sono, diciamo, ormai quasi al termine. Anche se il cinghiale va nei terreni non ci porta grandi danni, noi chiediamo solo questo, non chiediamo nemmeno soldi. Sono 75 in Calabria i comuni che saranno chiamati al voto nella tornata amministrativa del 20 e 21 settembre, 6 i centri con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, tra questi anche Crotone e Reggio Calabria.
Nonostante l'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, a settembre si tornerà alle urne per le amministrative e per la consultazione referendaria. In Calabria sono 75 i comuni che saranno chiamati al voto nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre, quando si terrà anche la consultazione referendaria per il taglio del numero dei parlamentari. Gli elettori calabresi interessati sono 511.639, distribuiti in 681 sezioni sparse per la regione. Oltre ai capoluoghi di provincia, Reggio e Crotone, alle urne torneranno anche Castrovillari, San Giovanni in Fiore, Cirommarina e Taurianova, centri con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. L'eventuale turno di ballottaggio è in programma per il 4 e il 5 ottobre. Il maggior numero di enti che dovranno rinnovare le loro amministrazioni cittadine si trovano in provincia di Reggio Calabria, sono 22, seguita dalla provincia di Cosenza con 19 comuni, poi ci sono Catanzaro con 17 comuni, Vibo con 12 e Crotone con 5. Ritorno al voto per eleggere nuovi organi democratici anche in diversi comuni le cui amministrazioni sono state sciolte e commissariate per infiltrazioni mafiose. Si tratta di Cirommarina e Strongoli in provincia di Crotone, Platì e Scilla in provincia di Reggio Calabria e Briatico, San Gregorio di Pone e Limbadi in provincia di Vibo Valentia. Torniamo anche oggi ad occuparci dell'incidente avvenuto all'interno dell'area portuale di Gioia Tauro. È costato la vita ad un operaio di 35 anni. I sindacati scrivono al Ministro dei Trasporti e al Ministro del Lavoro. Sentiamo. La pretesa nel caso suona come sinonimo di diritto ed infatti i sindacati CGIL, CISL, UIL, FIOM, dopo la morte del meccanico Domenico Zito, colpito da un mezzo in manovra mentre era impegnato a riparare un pullman all'interno del porto di Gioia Tauro, tuonano chiedendo solo ed esclusivamente sicurezza. Di fronte a questa ennesima morte sul lavoro occorre, scrivono i sindacati in una nota congiunta e molto dura, pretendere provvedimenti concreti per rafforzare la sicurezza nei posti di lavoro. Non possono essere tollerate deroghe. I sindacati puntano l'indice contro le aziende che non devono avere alibi di fronte alla sacralità della vita. Rispetto dunque delle norme di legge e per chi non le rispetta appunto chiedono un inasprimento delle pene. Poi un appello al Parlamento affinché rimoduli la legislazione in materia. Attenzione ovviamente viene rivolta all'inchiesta aperta dalla Procura di Palmi. Si spera di fare chiarezza presto, è un pensiero dei sindacati, ma nel frattempo chiedono alla Prefettura di Reggio di organizzare un tavolo di confronto con le aziende. Infine l'attenzione sulla gestione del porto. La fase commissariale, scrivono, deve finire. A Roma, maxi confisca di beni ad una famiglia di pregiudicati di origine calabrese. Possedevano 24 immobili, 60 auto e 9 società. Valore del patrimonio 11 milioni di euro. Ville, appartamenti, lussuose imbarcazioni. Tra i beni confiscati oggi alla Guardia di Finanza di Roma è riconducibile ad una famiglia di origini calabresi da anni residente nella capitale. Il valore del patrimonio ammonta a 11 milioni di euro. Il provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale Capitolino su richiesta della Procura della Repubblica di Roma ha ad oggetto i beni mobili e immobili nelle disponibilità di Francesco Mercuri, capofamiglia, della moglie Carmela Fazzari e dei figli della coppia Giuseppe e Angelo, i quali a partire dagli anni '80 hanno accumulato numerose condanne per furto, truffa, contrabbando, riciclaggio, ricettazione e altri reati commessi anche in forma associativa nella provincia di Roma. Gli accertamenti economico-patrimoniali svolti dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Frascati, coordinate dal locale gruppo, hanno evidenziato, oltre alla pericolosità sociale della famiglia, la sproporzione tra i modesti redditi dichiarati al fisco e i beni posseduti. Avevano un elevato tenore di vita e 4 testimoniato dalle frequentazioni di esclusivi club nelle più rinomate località marittime, raggiunte a bordo di una lussuosa barca a vela che è stata colpita dalla confisca insieme a 24 unità immobiliari, ossia ville, appartamenti e terreni, 60 autovetture, conti correnti, quote societarie e l'intero patrimonio di 9 società, nonché un noto locale della Movida Romana in zona Tiburtina. È stata confiscata anche la somma di 100.000 euro in contanti trovata in possesso di Angelo Mercuri, di cui lo stesso non era stato in grado di giustificare la provenienza. Il libro La casa di Paolo del giornalista Marco Lillo e della scrittrice Sara Loffredi è stato presentato a Roseto Capospulico.
A Roseto Capospulico un evento di altissimo spessore ha caratterizzato la rassegna letteraria Risguardi, promossa dall'amministrazione comunale. Nel parco Qualità della Vita è stato presentato il libro La casa di Paolo del giornalista di origini rosetane Marco Lillo e della scrittrice Sara Loffredi. Stasera è una serata speciale di questa estate molto particolare nella quale non abbiamo voluto rinunciare agli appuntamenti più importanti, in maniera particolare quelli con la cultura, quindi Risguardi è alla sua seconda edizione e come l'anno scorso ospita tanti filoni letterari, ma in particolare quest'anno abbiamo voluto lasciare uno spazio importante a questo libro straordinario che ha questa capacità di trasferire con semplicità una storia importante e forte, che ha un messaggio straordinario, che è appunto quello della legalità, una storia di vita che incrocia la storia dell'Italia moderna, di un'Italia dolente ma anche di un'Italia che combatte. Questo è un libro pensato per i ragazzi che magari oggi si chiedono chi era Paolo Borsellino e non lo sanno. Attraverso la storia di un ragazzo di Milano che va in gita, come accade con un progetto Legalità a Palermo, si entra tramite quella porta nella casa di Paolo e tramite la casa di Paolo nella vita di Paolo Borsellino, nella vita del pool antimafia e in una delle storie più belle che il nostro paese ha potuto offrire come esempio alle giovani generazioni. A presentare il libro insieme all'autore è stato il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri. Questo libro è una guida per i giovani, per poter capire la mafia, ma soprattutto per capire cosa c'è dietro un grande uomo come Borsellino, un grande magistrato, una grande storia di uomo, perché è morto soprattutto sapendo di morire. L'intervento via Skype di Salvatore Borsellino ha arricchito di contenuti ed emozioni la serata. La casa di Paolo è un sogno. Passando vicino alla porta della farmacia di nostro padre, che non c'era più, mi è venuto il desiderio di farla rivivere, di fare rivivere quella strada, di portare di nuovo le voci in quella strada, soprattutto di farci tornare Paolo. Di farci tornare Paolo non attraverso una casa che fosse un museo dove ci fossero i ricordi di Paolo, ma una casa dove i ragazzini di quel quartiere potessero venire a conoscere Paolo, a trovare l'amore di Paolo, l'amore che Paolo aveva per la sua terra. Alle Terme Luigiane il concerto di Velia Ricciardi e Massimo Garritano, un evento che si è svolto nel rispetto delle norme anti-Covid e che ha ottenuto un grande successo. In attesa della celebrazione della 19ª edizione del Peperoncino Jazz Festival, che si svolgerà a Cetraro dal 18 al 27 dicembre, si è svolto ieri sera nel Parco Termale Acquaviva delle Terme Luigiane il waiting preparatorio con il duo Velia Ricciardi e Massimo Garritano. In quella che è una location storica per il festival, la voce carismatica di Velia Ricciardi ha incontrato e si è fusa con la poliedrica chitarra di Massimo Garritano, spaziando dalla musica jazz a quella etnica, dal rock al soul. Una serata che ha fatto da preludio a tanti altri ed interessanti appuntamenti. Vi aspettiamo per i prossimi concerti fino all'11 settembre e vi ricordo proprio i prossimi che saranno a Cetraro il 22 e il 23 con un bellissimo omaggio a Pino Daniele fatto dal quartetto di Roberto Musolino e il 23 con la grande Ada Montellanico. Vi aspettiamo per questo tour cost to cost tra Ione e Tirreno, passando per la Sila e per borghi dell'entroterra. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.